Il topo dei fumetti. Un topolino dei fumetti, stanco di abitare tra le pagine di un giornale e desideroso di cambiare il sapore della carta con quello del formaggio, spiccò un bel salto e si trovò nel mondo dei topi in carne ed ossa. «Squash!» esclamò subito sentendo odor di gatto. «Come ha detto?» bisbigliarono gli altri topi messi in soggezione da quella strana parola. «Splum! Bang! Gulp!» disse il topolino, che parlava solo la lingua dei fumetti. «Deve essere turco», osservò un vecchio topo di bastimento che prima di andare in pensione era stato in servizio nel Mediterraneo, e si provò a rivolgergli la parola in turco. Il topolino lo guardò con meraviglia e disse «Zip! Fish! Bronk!» «Non è turco», concluse il topo navigatore. «E allora che cos'è?» «Vatte la pesca». Così lo chiamarono Vatte la pesca e lo tennero un po' come lo scemo del villaggio. «Vatte la pesca?» gli domandavano. «Ti piace di più il parmigiano o il groviera?» «Split! Grong! Zir!» rispondeva il topo dei fumetti. «Sì, buonanotte», ridevano gli altri. I più piccoli poi gli tiravano la coda apposta per sentirlo protestare in quella buffa maniera. «Zong! Splash! Squarr!» Una volta andarono a caccia in un mulino, pieno di sacchi di farina bianca e gialla. I topi affondarono i denti in quella manna e masticavano a cottimo, facendo cric 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 cric, come tutti i topi quando masticano. Ma il topo dei fumetti faceva crec, screc, shrekkerekkerek. «Impara almeno a mangiare come le persone educate», borbottò il topo navigatore. «Se fossimo su un bastimento, saresti già stato buttato a mare. Ti rendi conto o no che fai un rumore disgustoso?» «Creng!» disse il topo dei fumetti e tornò a infilarsi in un sacco di gran turco. Il navigatore allora fece un segno agli altri e quatti quatti se la filarono, abbandonando lo straniero al suo destino, sicuri che non avrebbe mai ritrovato la strada di casa. Per un po' il topolino continuò a masticare. Quando finalmente si accorse di essere rimasto solo, era già troppo buio per cercare la strada e decise di passare la notte al mulino. Stava per addormentarsi quando ecco nel buio accendersi 2 semafori gialli. Ecco il fruscio sinistro di 4 zampe di cacciatore. Un gatto! «Squash!» disse il topolino con un brivido. «Gragnagagagnau!» rispose il gatto. Oh cielo, era un gatto dei fumetti. La tribù dei gatti veri lo aveva cacciato perché non riusciva a fare miau come si deve. I 2 derelitti si abbracciarono, giurandosi eterna amicizia, e passarono tutta la notte a conversare nella strana lingua dei fumetti. Si capivano a meraviglia. La giostra di Cesenatico. Una volta a Cesenatico, in riva al mare, capitò una giostra. Aveva in tutto 6 cavalli di legno e 6 jeep rosse, un po' stinte, per i bambini di gusti più moderni. L'ometto che la spingeva a forza di braccia era piccolo, magro, scuro e aveva la faccia di uno che mangia un giorno sì e 2 no. Insomma, non era certo una gran giostra, ma ai bambini doveva parere fatta di cioccolato, perché le stavano sempre intorno in ammirazione e facevano capricci per salirvi. «Ma cosa avrà questa giostra? Il miele?» si dicevano le mamme, e proponevano ai bambini «Andiamo a vedere i delfini nel canale, andiamo a sederci in quel caffè coi divanetti a dondolo». Niente, i bambini volevano la giostra. Una sera un vecchio signore, dopo aver messo il nipote in una jeep, salì lui pure sulla giostra e montò in sella a un cavalluccio di legno. Ci stava scomodo perché aveva le gambe lunghe e i piedi gli toccavano terra, ma rideva. Ma appena l'ometto cominciò a far girare la giostra, che meraviglia! Il vecchio signore si trovò in un attimo all'altezza del grattacielo di Cesenatico e il suo cavalluccio galoppava nell'aria, puntando dritto il muso verso le nuvole. Guardò giù
e vide tutta la Romagna e poi tutta l'Italia e poi la terra intera che si allontanava sotto gli zoccoli del cavalluccio, e ben presto fu anche lei una piccola giostra azzurra che girava e girava, mostrando uno dopo l'altro i continenti e gli oceani, disegnati come su una carta geografica. «Ma dove andremo?» si domandò il vecchio signore. In quel momento gli passò davanti il nipotino, al volante della vecchia Jeep rossa un po' stinta, trasformata in un veicolo spaziale. E dietro di lui, in fila, tutti gli altri bambini, tranquilli e sicuri sulla loro orbita come tanti satelliti artificiali. L'omino della giostra, chissà dov'era ormai, però si sentiva ancora il disco che suonava un brutto cia-cia-cia. Ogni giro di giostra durava un disco intero. «Allora il trucco c'era», si disse il vecchio signore. «Quell'ometto deve essere uno stregone». Ora la carovana spaziale sorvolava l'Oceano Pacifico con tutte le sue isolette, l'Australia coi canguri che spiccavano salti, il Polo Sud, dove milioni di pinguini stavano col naso per aria. Ma non ci fu tempo di contarli. Al loro posto già gli indiani d'America facevano segnali col fumo. Ed ecco i grattacieli di New York, ed ecco un solo grattacielo, ed era quello di Cesenatico. Il disco era finito. Il vecchio signore si guardò intorno, stupito. Era di nuovo sulla vecchia, pacifica giostra in riva all'Adriatico. L'ometto scuro e magro la stava frenando dolcemente, senza scosse. Il vecchio signore scese traballando. «Senta lei», disse all'ometto, ma quello non aveva tempo di dargli retta. Altri bambini avevano occupato i cavalli e le jeep. La giostra ripartiva per un altro giro del mondo. «Dica», ripeté il vecchio signore un po' stupito. L'ometto non lo guardava nemmeno. Spingeva la giostra. Si vedevano passare in tondo le facce allegre dei bambini che cercavano quelle dei loro genitori, ferme in cerchio, tutte con un sorriso di incoraggiamento sulle labbra. Uno stregone quell'ometto da 2 soldi. Una giostra magica quella buffa macchina traballante al suono di un brutto cia-cia-cia. «Via», concluse il vecchio. «È meglio che non ne parli a nessuno. Forse riderebbero alle mie spalle e mi direbbero: ma non sa che alla sua età è pericoloso andare in giostra perché vengono le vertigini?»